L'agnol del Signor all'esso di Galgale fin a Betel e al disè: o sei fas vigni su dall'Egitto e o sai menasta queste tiere che urevevi promettude ai vostri svons per giuramento. Us vevi visas, io non romparai mai il mio pat con voaltris. Per quel che us riguarda, non veis di fammi sette in culain di chi, che ansit, o veis di buttaur paraiar il loro altars. Voatris però non veis volut ascoltare la me voce, ce veis o combinat. Po ben, us al dis clar e net, non fasarai più i fui che stein denan di voaltris. Os metteran il pit sul quel e il lor dius saran il vostri tramai. Quanche l'agnol del Signor, al finì di dir che stis robis a Israelis, tutti il popol al tacap e taberlis e a craccià. Che luc i metterin non bocchim e lì i faserin sacrifici al Signor. Allora Giosuè al mandò a casa il popol e Israelis tornarono ognuno tal sotoc per ciapapare un'ance de tiere. Il popol a ste sod dal Signor fin tremai che restà in vita Giosuè e finché fuori invisi anzians che restarin da ur di Giosuè e che avevin viodudis dutis lis grandis robis che il Signore aveva fatti saprò di Israele. Giosuè, fi di Nun, famei dal Signor, al morì che aveva 100 di sains. Lo sotterarin te tiere che avevin dade di legittime a Timnat Keres, sulla mon di Efraim, disore de mon di Gas. E quando arriva la volta anche a di queste generazioni di dasi donge dai siei vons, e capità un'altra gernassie che non conosceva né il Signore, né ciò che lui aveva fatto per Israele. E così i figli di Israele a fare in robis che non levin tai confronti del Signore e si buttarin cui Baals, a implantare in il Signore, Dio dai lor vons, che io aveva fatto saltare fuori de tiere dall'Egitto, e a lerin daur di atris dius a meset di chei de indulintor, si ingenoglarin denandi lor e i faserin vigni su la fumate al Signor, abbandonarin il Signor per la sod di Baal e di Astarte. Allora il Signor i monta su la rabbia contro di Israele, iu mettete smans dai brigans che iu nettarin di dut e iu abbandonarin tes grifis dai nemis che erin torator, in mut che non rinvarin atri a far fronte ai loro nemis. Ogni volta che partivin per combatti, la man del Signore urpetava iu a lor per ciastiaiu, proprio come che il Signore ureveve professade con tant di giuramento. Si era in ridussus d'un estreme di fapore. Allora il Signore urmandà i giudiz che iu giavarin des grifis di che iu tibiavin, ma non ascoltarin, magari così no, nance i lor giudis, e si buttarin tai bras dai dius foresti, e si ingenoglarin denandi lor. Per fare curte, si sono rivoltas dal troi che aveva inciaminati lor vons, fedei ai ordini dal Signor. Non uran semeat proprio per nuie. Ogni volta che il Signore mandava un giudice, il Signore all'era cul giudice, e io scapolava del chattis del lor nemis fin tremai che il giudice all'era in vite, mediante il Signore si lasciava fa dul, quanche e gemevin denandi che ortignivin il pit sul quel e che orfasevin azioni di ogni sorte. Ma però il giudice non gli era di bot nance mo disfredat che loro tornavin alla fu di Troi, in mo pies dai lor vons. Alevin da ur dai dius foresti, fasevin sacrificis e si ingenoglavin denandi lor. Non rinunciavin la fe nuie ai sacrilegios e agli sporcaris dai lor vons. Allora la rabbia dal Signore si dismovè contro di Israele e al disè: «Zache che quest popol alla manciat del pat che io urvevi precetata ai siei vons e che non l'ha volut gran ascoltare me vos, di chi in denant non pararai vie denandi lor nessun di quei foresti che Giosuè non l'ha arrivata d'ore di paraiu fur prin di morì, in mut che Israele al provice caluldi e si viodarà, sallarà o no per strade dal Signor come che han fatti i siei vons. Alle parchel che il Signor ha lasciati essi che foresti e non l'ha avuto nessuna presse di paraiu vie e non iu ametus gran tesmans di Giosuè.